Tutti i promossi gli ammessi agli esami di Stato con 2 belle eccellenze, un 100 e lode, un 100 e medie molto soddisfacenti nelle 3 classi che hanno sostenuto quest'anno l'esame di maturità. L'Istituto Barbarigo, la scuola paritaria della diocesi di Padova, si conferma su ottimi livelli. È una bella soddisfazione e anche quest'anno raccogliere questi risultati. Sono particolarmente contento perché siamo riusciti a portare a un felice esito e traguardo anche alcuni ragazzi che avevano avuto dei problemi di serenità personale e familiare durante quest'anno. A controprova che quando una scuola cerca di dare tranquillità ai ragazzi, ciascuno può tessere al meglio il proprio filo e quindi portare anche dei risultati soddisfacenti e gratificanti. Vorrei proprio augurare a tutti questi ragazzi di uscire contenti e convinti di se stessi per un futuro ancora pieno di bei traguardi e di essere utili ad altre persone in questo nostro mondo. Cosa hai portato all'orale? All'orale ho portato una tesina su un trattato di Kant che parla della pace perpetua. Sono stati 5 anni in cui sono cresciuta tantissimo e questa scuola mi ha visto proprio diventare grande e devo anche ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato perché ho imparato molto. E per il futuro, idee? Sono ancora indecisa, comunque penso che sceglierò qualcosa nell'area scientifica. Vorrei salutare con un grande abbraccio tutti quanti, i miei compagni, gli altri studenti, i professori, tutto il personale della scuola, il preside e tutti quanti. 5 anni in cui mi sono sentita accolta e sono stata in famiglia. Per me il Barbarigo è stato come una seconda casa e penso lo rimarrà. Per il prossimo anno scolastico le iscrizioni sono ancora aperte. Tutte le informazioni sul sito www.barbarigo.edu.